Sente? Adesso vi faremo un brano, cambiamo strumenti, userò Susulittu da canna, che sarebbe in parole povere un flauto di canna sardo, e il gattam, che sarebbe, ce lo spiegano. Un vaso indiano, si chiama gattam, proprio un vaso. Ci abbiamo anche l'artista qui davanti che ci ha costruito questo vaso, tra l'altro. E quindi adesso suoniamo questo brano con codici molto, molto simili. Ci sono codici nelle Launeddas che possono ricordare anche i codici linguistici dei tablà. E niente, buon ascolto. Il bello della diretta. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato più o meno.
Allora, questi due brani che abbiamo suonato, abbiamo cominciato con le Launeddas, era una fiuda nello specifico. E la fiuda fa parte della famiglia degli strumenti, perché le Launeddas non sono solo una, ma delle Launeddas fanno parte tanti strumenti diversi con tonalità e scale diverse. Quello che ho suonato prima era Saviuda. Poi abbiamo suonato un ballo campidanese della tradizione, insomma, una suonata da ballo. Lo stesso vale per la suonata con Susulitto e il Gatta, una suonata sempre del Campidano, quindi una suonata da ballo. Adesso vi farò sentire da solo una suonata processionale, quindi che si suona durante le funzioni religiose, eh, quindi in chiesa oppure durante le processioni, e la suonerò con subunte organo, che sarebbe un altro strumento della famiglia, un altro concerto, come lo chiamiamo noi. Probabilmente prende il nome da punte organo, subuntu in sardo vuol dire tonalità. Quindi qualcuno probabilmente si era ispirato al suono dell'organo, che ormai c'è da qualche secolo in Sardegna, quindi probabilmente aveva dato questo nome punte organo, tonalità dell'organo. Quindi adesso vi farò sentire sovrocessione e punti organo. Grazie.
tenevo a dire una cosa. Io quando suono questo brano, ogni volta mi sembra di sentire in processione quando si fa San Rosario, no? È come se in sottofondo nella mia testa ci fosse anche San Rosario. Non so il perché, ma è una sensazione molto particolare. E ci tenevo a dire. Grazie. È difficile continuare dopo quello che ha detto Michele, su maestro umano, Michele. Vi voglio presentare questo strumento, si chiamano tablà, provengono dall'India. È uno strumento non molto antico, ha 300-350 anni. Il suo progenitore è il Pakawaji, però lì non so a che età possa provenire questo strumento. È uno strumento molto particolare perché è un tamburo unico, possiamo dire. Il Pakawaji si presenta più o meno in questa maniera, a forma di clessidra, forse l'avete visto quelli di Krishna quando girano e cantano, hanno questo strumento particolare. Che dire, la nascita di questo strumento è molto curioso, ci sono molte leggende. Una leggenda che mi è stata raccontata e mi piace riferire è che c'erano due grandissimi percussionisti di Pakawaji, i quali si sentivano uno più bravo dell'altro e quindi si sfidarono e uno dei due perse la sfida. Quindi il Pakawaji da così, uno dei due, il percussionista che ha perso, prese il Pakawaji e lo divise a metà. Rimarrò per molto tempo senza suonare il tamburo e quindi riprovò a suonare col tamburo diviso a metà e quindi tabibula, quindi suona ancora tabla, questa è l'origine leggendaria. È uno strumento molto raffinato perché ha una costruzione tecnologica molto, molto bella. Questa parte nera ci permette di avere degli armonici, cioè questo suono, che in altri strumenti a percussione non ce ne sono. Forse ce n'è uno a Cuba, se non ricordo male. È uno strumento che è molto simile come tradizione, a tradizione orale, anche se da qualche tempo si è scritto molto. E la tradizione orale è molto simile ai tablà, ai Launeddas, con Michele abbiamo avuto modo di parlare. Si va nelle famiglie, attraverso le famiglie Igarana proprio, c'è la trasmissione proprio di questo strumento. Si vive col maestro, che è anche un maestro di vita, che si chiama guru o guruji, e quindi c'è tutto l'assorbimento più che altro psicologico, familiare, emotivo. E questo avviene anche con le Launeddas. Adesso, per quanto riguarda le Launeddas, questa cosa sta un po' sparendo. Sino a 20-30 anni fa, forse Franco Melis di Tuili è l'ultimo che ha avuto la possibilità di andare a vivere a casa del maestro quotidianamente, quindi facevano la lezione. Anche sul maestro? Un po' meno, Un po' però. meno? Questa con zia Aurelio Vorcu di Villa Puzzo. Aveva abitato a casa sua, andavano per periodi molto lunghi, gli aiutavano con le faccende in campagna e cose varie, abitavano con loro e ogni giorno facevano la lezione. Oggi non succede quasi più, diciamo che si fanno le lezioni private di un'ora e mezza e poi ognuno a casa sua. Mi presto a stare zitto dicendo che vi presento un piccolo assolo, ma proprio piccolo, ma per dirvi che i tabla sono meravigliosi non solo dal punto di vista del suono, ma anche del solfeggio. È molto importante, si chiama solfeggio tablistico, che ha una poesia all'interno del canto. Vi faccio un esempio. Da ge din, tete din, kradin din, tere che te da ge din, tete din, kradin din, tere che te ta che tin, tete tin, tin, ta che, tere che te ta che tin, tete din, kradin din, cat. Questo è un VLAN beat, cioè è un pezzo con un BPM molto basso, una frequenza di 45-50 più o meno. Da qui si possono comporre delle piccole composizioni che sono codificate, che possono essere in 16 bit, in 7, in 4, in 12 e mezzo, in 11 e mezzo, eccetera, eccetera. Grazie.
Allora, abbiamo cominciato con una suonata sempre processionale, che in alcuni paesi la chiamano Sasonada Espriorisseddas, in alcuni paesi la chiamano Savastorella, diciamo, dipende dalla zona, ha il suo nome. In zona mia, io sono di Quarto e la chiamiamo Savastorella. E poi abbiamo proseguito con un ballo a punti organo. Adesso volevo fare un brano che insomma penso tutti conosciate, è un po' un inno all'amore, ci tenevo a farlo. Suonerò No potrei posare, che diciamo si distacca un po' dalle suonate tradizionali, però ci tenevo a farlo. Allora. Vi riproponiamo il brano iniziale, quindi un bis vuol dire che si fa due volte, quindi vi riproponiamo il brano di apertura con insomma, variazioni del momento e ci lasciamo trasportare da quest'aria fresca, che adesso è fresca, prima un po' meno, quindi ce la godiamo ancora per un po'.
Michele Deiana e Massimiliano Toro. Grazie. Grazie e grazie per aver accettato. Intanto diciamolo che è il primo concerto che fate insieme, come avete detto. Il secondo? Il secondo. Ok, no, perché chiedevano già dove possono rivedervi. Sì, abbiamo fatto qualche intervento in altre occasioni, però un concerto così completo è la prima volta, quindi oggi Grazie, siamo l'inaugurazione. onorati di averlo Grazie. inaugurato il vostro primo concerto. Grazie ancora per essere qui. Ricordare che dopo ci sono le proiezioni degli ultimi film, le premiazioni e il film di Bashar Zarur che chiuderà il festival, un film palestinese. Era 3 giorni che provavo a chiamarlo. Abbiamo un messaggio da parte sua, visto che sta in Cisgiordania, credo che sia doveroso. Ricordare anche che c'è un punto ristoro per chi sta qui, 5 euro, pasta alla matriciana, acqua e vino. Ci vediamo dopo, grazie.